TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Sono 3 le ricerche attualmente in corso di persone scomparse da parte dei vigili del fuoco in Veneto, a Occhiobello, provincia di Rovigo, Ronco all'Adige, provincia di Verona e Fossalta di Piave nel territorio veneziano. In particolare per quanto riguarda il veneziano, prosegue da giorni a Fossalta di Piave la ricerca del 70enne caduto nel Piave, mentre era impegnato nella movimentazione del ponte di Barchez a Moner. Al lavoro nella giornata odierna personale dei vigili del fuoco con l'imbarcazione Idra dotata di ecoscandaglio e i sommozzatori. Cambiamo argomento. Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta il via libera della settima commissione del Senato al disegno di legge delega che consente l'accesso universitario per gli aspiranti medici senza sostenere il test d'ingresso. Lo ha ripetuto più volte, non è un assurdo sbarramento all'accesso ai corsi che seleziona il bravo professionista. Oggi a livello nazionale c'è una carenza di circa 50.000 medici, dei quali 3.500 solo nel Veneto. In una simile situazione, continua Zaia, c'è da chiedersi quanti potenziali validi professionisti non hanno avuto la possibilità di dimostrarsi tali nei nostri ospedali a causa dell'esclusione con il numero chiuso all'indomani delle scuole superiori. Quella di oggi è una buona notizia per la nostra sanità. E a un mese dall'avvio della zona traffico limitato in centro storico a Chioggia, un primo bilancio è d'obbligo. Innanzitutto la Giunta Comunale di martedì 15 ottobre ha approvato la modifica del disciplinare, cioè il documento che contiene le norme sull'applicazione della ZTL e tiene conto delle richieste attivate dai cittadini. Nel frattempo gli accessi non autorizzati restano abbastanza elevati, attestandosi sull'ordine dei 150-170 al giorno. Il record minimo di accessi abusivi si è registrato lunedì 14 ottobre, 115. È partita intanto la fase di recapito delle multe e sono circa 1.300 le prime multe che verranno recapitate, a conferma che è necessario regolarizzare la propria posizione o che è fondamentale prestare attenzione ai varchi attivi e non sottovalutare le conseguenze di un eventuale passaggio non autorizzato. Ulteriori dettagli nel nostro sito Notizie Plus. E domani giovedì 17 ottobre con orario indicativo dalle ore 15.30 fino alle ore 16.30 sarà effettuata la prova semestrale del sistema di accertamento della popolazione di Marghera in caso di incidente rilevante di origine industriale. Il test ha lo scopo di informare la cittadinanza e verificare il corretto funzionamento delle sirene e del relativo sistema di gestione. Le sirene potranno suonare ripetutamente. Contemporaneamente alla prova sirene sarà testato anche il sistema di allertamento del porto commerciale di Marghera, moli A e B, realizzato dal sistema portuale del mare Adriatico settentrionale Porti di Venezia e Chioggia. Il servizio protezione civile e gestione rischi della terraferma e dell'area industriale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento al numero di telefono 041 2746 800 oppure all'indirizzo email protezionecivile@comune.venezia.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.